E allora, guardi, buonasera, sono Salvatore, eccomi qua, che facciamo stasera? Prima di tutto, ma ci siamo andati a tenere a posto fare una carica, quindi niente. Barba, eccola qui, oggi è venerdì, sono le ore, già sono le ore, pensate un po', 19 e 27 minuti, il suo video andrà in onda verso le 10, 10 e mezza, che ci sembra una vita per me di pubblicare qualcosa. Allora, vado ad usare un set che non uso da un po' di tempo e sto sperduto lo uso, che sono un paio di mesi che non lo uso. Bella, mi piace sta cosa. Tra le varie indecisioni, varie cose che piglio che non piglio, e poi lo pennello lo uso, cazzo fa, che cazzo fa. Allora, pennello in tasso, perché lo sapete che... E da qua, già chi mi segue può capire cosa andrò ad usare, perché sta cosa è rimasta nella storia, incredibile. Allora, indecisioni anche sul rasoio, perché volevo usare altro, però maremoto, eccolo qua, bello, con la sua confezione in vetro. Sembra un piace di pazza questo sapone, perché mi fa impazzire, ovviamente accompagnato dal suo dopo barba, che non può mancare. Lo metto qua, perché mette pure con bandiera. Rasoio, passiamo al rasoio R41, perché proprio mi ha già stracciato stasera. R41, pettine aperto. La metta 7 o'clock, eccola qui. Campaggialice, non mi ricordo se è gialla, se è verde, perché non ho capito perché. Ho visto la mette 7 o'clock con la confezione verde che portava la cartina verde, quindi da lì riuscivi a distinguerle. E che differenza fa? E non l'ha già studiato sto fatto, perché alla fine non sembra la metta, non vi posso dire la metta nuova, perché non è una metta che ci ho lasciato il cartina, ci ho fatto una barba, sciarpeggio. E ha fatto una barba e poi l'ho lasciata là dentro, giustamente una barba, quindi se dovesse darmi problemi durante il corso, niente, l'andrò a cambiare. Ma là c'era avuto quando mi si buciato di un tossico. Comunque, andrò a cambiare ovviamente se dovesse darmi problemi. Non uso da parecchio questo rasoio e dice proprio mo usare perché ti fa male e non fa niente. La maniera c'è la mai sfaziata, no? Allora, prima di tutto volevo fare un prezzo perché voglio già da subito, per esempio, già Andrea Da Renzi già sta sapunato, cose, già sta passando ora se infatti sta ancora mettendo alla metà in. Già è pronti per le barbe, cose, io preparo un momento, state di anticipo i tempi. Ecco qui dato un attimo nell'acqua. Allora, vado a prelevare. Il pennello è bello, l'avevo messo a bagno una mezz'oretta fa prima di fare la doccia, quindi non aggiungo acqua al sapone perché ho il pennello umido, prelevo non molto qua dentro, quindi è nata cazzimma che mi ha imparato a guardare un motore, torna. Ed è buono perché questa cosa poi di lasciare, lo lascio comunque poi dopo aperto a togliere quello po', credo possa andare, non lo so, ora vediamo. È bella sta storia, ok? Sta stella marina che te ne mise. Questo è un sapone pure che nasce su tutte le cose, che passa il sapone. Non protegge, non fa, peccato che non serve, peccato che è bella profumazione, però non, non dà alcuna protezione. Vabbè. Magari forse non mi avete sentito perché si parla troppo a bassa voce, forse fra me e me. Niente, dicevo che ho visto commenti in giro, il maremoto buono, bella la profumazione, vende solo per la sua profumazione perché non dà scorrevolezza, non dà protezione, non dà niente, cioè una bella e buona.
queste due o tre persone che avvolanato verso mare moto. Va bene così, ce ne fotte. Cioè alla fine resto perplesso semplicemente non per qualcosa di interesse, perché ce l'ho comprato, cioè voglio dire, non è che a difendere i signori di Officina a Milano, perché non credo che ce ne sta bisogno. Però mi vogliono parlare poco cose buttate lì così, non so per quale motivo. Cioè, il tempo passa in Monaco, guarda qua, sta a 5 minuti, 6 minuti addirittura, guarda qua. Saluto Fabione, saluto Francesco. Perché è stato non difficile a sti canale? Che poi non mi ricordo, proprio lo stesso Andrea Renzi con chi un nome che ha detto la voglia che la lingua quando lo dice. Il caro Fabione, i soliti Danilo, Peppe, Nico, Cristian. Saluto tutti quelli che mi seguono, tutti quelli che sistematicamente mi commentano ogni volta e ringrazio. Guarda che una stanchezza in gola, sta settimana l'ho sentita tutta, devo dire. L'ho sentita tutta. Ho sentito meno la settimana scorsa che ho fatto una settimana di 9 ore e questa qua che ne ho fatte 8. Questo orario proprio 9-6 mi danneggia. Non sono abituato a fare questi orari, certo sono orari in parte comodi da ufficio, però sinceramente un bel 7-4 starebbe bene, però facciamo 7-5-9 ore, vabbè. Lo vedo ancora un po' spento, vado a dare un altro po' di acquetta. Ecco così, vanno poco meglio. Nel frattempo sono passate 10 minuti. Andrea sta facendo i saluti, sti team, 10 minuti, già sta salutando. Qualcuno può pensare, ma che sta facendo una gara? No, assolutamente, volesse capire come fa. Non sto facendo nessuna gara, volesse solo capire qual è il segreto. Fabio, mo facciamo quelli spinati qua, oi.
attenzione non perdere perché casi con mamma sangue stiamo con l'R41, come dice sempre tu facciamo filo spinato. Si pulisce che è una bellezza questo rasoio, devo dire. Allora, vado a sciacquare il viso e si passa alla seconda ondata. Visto che è maremoto. Visto che è maremoto, sto ondato urto, sto ondata che dà. Allora, ma stanno in certi punti proprio perché non ci voglio passare proprio, non ce la faccio proprio. È una breva. Mi sto inchiavacando per bene. Ma diventa pure a letto se inchiavacate. Incredibile. Quando vi si pulate col sapone proprio. Andiamo a fare questo secondo cibo. Vediamo cosa viene fuori. Allora. Andiamo a passare un altro po' di sapone che non fa mai male.
andare a sentire qualche punto un po'. Va bene così. Qua li ho sentiti tutti perché ci ho ripassato troppe volte ed è un punto quello, il classico filo spinato che dice Fabio, è un punto quello molto sensibile. Vado a sciacquare il viso. Vado a fare una bella passata di allume. Prima voglio un attimo ecco qua. Era pigliata la sciacquamano rossa che giustissimo scomme e sangue, sapendo che l'R41 che è così, che ha il suo carattere un po' così. Vado a dare una bella botta del classico allume. Questo qua oramai lo sapete, il solito che uso, killer, ma fin quando non fornisce. Per esempio su 17 minuti Andrei già sta andando due garage, se ne sta e vabbè. Gli sta ancora qua, ancora c'è passato un po' barba, ancora c'è fa niente, ancora. Facciamo agire un attimo l'allume che tanto quando leva vado a mettere cosa. Nel frattempo sciacquo il pennello che mi trovo che è una cosa fatta. Allora, che dire, maremoto. Poche parole da spendere su maremoto perché la lametta nonostante il secondo giro è andata una bellezza, essendo all'R41 tra l'altro già ha avuto vita facile perché R41 già sta dando vita facile, però al secondo giro è chiaro che la lametta non è che, salvo le lamette si usurano quando vado a fare la testa, magari se passo il rasoio sulla testa allora lì le butto direttamente dopo perché vanno a impattare con una superficie non solo molto più vasta della barba, ma anche più dura di quello che è sul viso. Sciacquo il saponetto un attimo, però poi ci ho fatto un burdello, perché non lo sciacquo il sapone perché l'acqua dentro non ci mette, ci fatta tanto, poi non ci mette, lascia asciugare quel poco di schiuma che sta dentro e via. Nel frattempo vado a sciacquare la faccia, qua è inutile che vuol dire, ci sta. Ovviamente la faccia è fin troppo liscia da quello che si può vedere perché mi aiuta a fare l'acqua dall'occhio. Ecco qua. Ecco qua. E si parte subito di dopo barba. Voglio nel frattempo far raccomandare, iscrivetevi al canale, ve lo dico sempre, iscrivetevi al canale, grazie per i nuovi iscritti. E
Mamma mia. Essere scostumate questa roba. Mamma mia. Veramente, veramente, veramente piacevole. Posso solo che essere soddisfatto. E soprattutto una persistenza questo set che è incredibile. Il sapone come il dopo barba li senti che li senti. Cioè l'ho messo anche una mattina misi il dopo barba, il giorno prima feci la barba, il giorno dopo feci il maremoto. Non c'è persona che sia accostata a me che non mi abbia chiesto, cioè veramente si sente veramente bene e forte. La lametta ha fatto il suo, il rasoio, ci mancasse, cioè fatica falcia in una maniera incredibile, lo sapete. A barba è venuta ora, cioè, ci vuole un po' di soffiaggio. Ecco qua, voglio pure sta barba è venuta, ci do in breve, ci vediamo la prossima volta per la sbarbata settimanale, poi vedremo cosa userò. Domenica ovviamente la faccio a barba, se mi viene un grip faccio video, se no non lo faccio, altrimenti ci vediamo direttamente per quello di K, forse è meglio per tutto quanto. Io ci vediamo la prossima volta, ciao, buona serata e buon fine settimana. Il barbatore lo saluto, oggi mi raccomando, mi piace come al solito, diffondete il barbatore, facciamo poca... Ok, ci vediamo la prossima volta, voglio. Spero non mi sia asciugato in nessuno per i saluti, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao, voglio.